Ora un breve saluto da un amico giornalista senegalese, Moussa Mbaye. Buongiorno a tutti. Prima di tutto ringrazio l'onorevole Presidente Lombardo e anche l'onorevole... Un applauso! Grazie a tutti. Prima di tutto è normale, è stata oggi una grande innovazione di farsi salire nel palco un ragazzo bronzato in Sicilia, perché ormai, come l'ho detto sempre, siamo diventati una realtà, una grande realtà in Sicilia, anche in Italia come immigrati, perché come l'ho sempre detto, siamo diventati i nuovi siciliani, anche i nuovi italiani, perché ormai alcuni immigrati dopo 10 anni o 15 anni, 20 anni in Italia, dobbiamo ora pensarsi a vedere il nostro futuro, guardando nello specchio, parlando con le autorità, anche con il popolo, per farsi dare un spazio a livello politico, culturale e sociale. Perché il mio punto di vista, veramente, di parlarvi oggi in questo congresso, partecipando a questo evento, abbiamo detto che qua nel programma ci sono dei temi che sono molto importanti per noi, perché si tratta di unità dell'Italia, perché non possiamo parlare di unità se non parliamo di integrazione e di convivenza, perché ormai siamo diventati, come dicevo, una realtà, perché in Sicilia siamo 4.000 immigrati nelle piazze di Sicilia. Non posso più capire che dicono che non vogliamo immigrati nelle piazze, però vogliamo gli immigrati nelle fabbriche. Come lo sapete, nella Camera di Commercio di Catania, anche dalla Sicilia, ora è presente le nostre imprese, che, come lo conosci, l'onorevole Antonio Carullo, che ha dato anche un sostegno grande alla nostra impresa cooperativa. Due giorni fa, a Roma, sono stato nominato del Consiglio nazionale delle cooperative italiane. Questo non è ancora una cosa, dobbiamo vedere di pensare alla nostra presenza in Italia, perché dobbiamo anche pensare al diritto di voto, non si riesca a livello locale, a livello regionale, perché la nostra presenza in Italia è una realtà che vogliamo fare sporcandosi le mani, a contribuire allo sviluppo dell'Italia, perché per noi l'Italia è la nostra seconda patria, e questo veramente l'ha capito l'onorevole Lombardo, l'ha capito anche il deputato dottor Arena. Per quello siamo qua oggi e speriamo anche di vedere che questi porti dovranno essere aperti per gli immigrati. E come lo dico sempre, siamo stanchi di essere mandati capanna e dabanna, perché siamo immigrati. Vogliamo sapere che dobbiamo avere il diritto di voto per votare, per andare avanti per il sviluppo di questo paese. Grazie a tutti e buona continuazione. Grazie tantissimo, un caldo applauso.